Murano è l'unico posto dove si lavora il vetro da quasi più di 1500 anni, perciò se pensavi di farci ridere ti è andata male. L'intervento di Luciana Littizzetto durante la trasmissione Che tempo che fa non è stato affatto gradito dai maestri vetrai, né a molti politici, in primis il sindaco Brugnaro. La comica, parlando di vaccini e rivolgendosi alle case farmaceutiche, ha proposto di far produrre le boccette ai vetrai che solitamente creano, ha detto, gatti e cigni storti, scatenando la rabbia di molti. Noi non abbiamo bisogno di fare le boccette per eventuale Covid, sai? Noi abbiamo bisogno di lavorare, sebbene siamo quasi tutti chiusi, però non abbiamo questa necessità. Ci volevi portare un po' di lavoro? No, ci hai portato un po' di tristezza, perché non fai più ridere. Io ti dico solo una cosa, i gattini e i cavallini, tutto quello che vuoi con la testa storta, con la coda storta, c'è un perché vengono fatti interamente a mano. Invece tutto quello che è industriale, ok? Forse si può fare anche le boccette per il Covid. Comunque se hai tanto lavoro da portare all'isola di Murano, vieni, però noi non facciamo boccette, facciamo vetro artistico da 1500 anni. E se hai tempo chiedi scusa a tutti i maestri che hanno fatto la storia per Murano. Immediata la reazione del primo cittadino che dal suo profilo social ha postato: perché Rai 3 consente a Luciana Littizzetto di screditare Venezia? Il servizio pubblico dovrebbe evitare che la satira offenda le tradizioni di una città che compie 1600 anni. In molti, dalla politica alle associazioni di categoria, hanno definito infelice l'uscita della comica, anche se non tutti i maestri del vetro sostengono di sentirsi offesi. Il deputato e consigliere comunale leghista di Venezia Bazzaro ha anche provveduto a segnalare le frasi pronunciate da Littizzetto ai colleghi della Commissione parlamentare di vigilanza Rai per avviare le opportune valutazioni.